andiamo a Trieste e torniamo ad occuparci della complessa e ancora irrisolta vicenda di Marcello Di Finizio. Di Finizio è un imprenditore che da quasi 2 mesi protesta su una gru galleggiante Ursus nel porto di Trieste. Da anni Marcello, ex titolare dello storico stabilimento La Voce della Luna, protesta pacificamente. A 80 metri d'altezza sta facendo lo sciopero della fame. È vittima della direttiva europea Bolkestein ed è vittima delle istituzioni italiane che non lo hanno ascoltato, non l'hanno aiutato, anzi è stato lasciato solo. A causa della Bolkestein che impone la messa a bando di tutte le concessioni pubbliche sul territorio dell'Unione Europea, tra cui appunto quella dei litorali, Di Finizio ha perso tutto. Faccio un breve riassunto della sua storia e poi ci colleghiamo con lui e vediamo a che punto è questa protesta e come sta, visto che è in sciopero della fame e in parte è stato anche sciopero della sete. Ha avuto diversi problemi il suo locale, prima un incendio, poi una mareggiata, poi una seconda mareggiata, ma lui si è sempre rialzato, ha rimesso in piedi il suo locale e ha continuato per la sua strada. L'ultima mareggiata nel 2010, Di Finizio si trova costretto a chiedere un prestito in banca per risistemare lo stabilimento e si trova una risposta negativa. Perché? Perché scopre così della Bolkestein e quindi gli dicono dalle banche: non possiamo darti un prestito perché non sappiamo se ti verrà rinnovata la concessione. A quel punto Marcello si informa e scopre questa direttiva all'epoca, che era prevista all'epoca per il 2012. La conseguenza è stata la chiusura dello stabilimento e il pignoramento della casa di proprietà messa a garanzia dei prestiti contratti in passato. La sua licenza scade nel frattempo e viene ridata al comune di Trieste, che la rimette a bando. Il sindaco di Trieste promette un nuovo locale a Di Finizio, ma poi si rimangia la promessa. Marcello Di Finizio è in collegamento con noi. Ciao Marcello, buon pomeriggio, ben ritrovato. Ciao, grazie, buona giornata a tutti. Devo dire che hai fatto una sintesi quasi impeccabile, sei stata bravissima. Era una delle poche che è riuscita a spiegare in così poco tempo e così bene la questione. Questo è grazie a te, perché l'ultima volta che ci siamo sentiti l'hai spiegata benissimo a me e l'hai spiegata benissimo a chi ce le ascolta, e quindi si è fatto un'idea di quello che tu stai passando da tantissimi anni, dal 2010 per l'esattezza. Tu ti trovi da 58 giorni sulla gru Ursus, una gru Ursus galleggiante nel porto di Trieste. Sì. Innanzitutto come stai? Perché tu stai facendo lo sciopero della fame, noi ci siamo sentiti un mesetto fa ed eri anche in sciopero della sete. Sì, no, allora, un paio di giorni fa ho avuto il primo avvertimento dell'organismo che stava cominciando a non funzionare. Ho avuto un blocco intestinale con conseguenze dolorosissime che vi lascio solo immaginare, questo dovuto ovviamente all'assenza di cibo. E purtroppo è legato anche al fatto che il dimagrimento è stato troppo rapido. Qui sull'Ursus io sono stato un po' troppo ottimista, pensavo che il mio corpo, nonostante che sia molto forte, e sono riuscito comunque a resistere tantissimo, ma qui il processo di dimagrimento è troppo veloce perché c'è un livello di stress fisico, psicologico altissimo. Non è come stare sulla terraferma, perché qua, come vi ho spiegato, il rischio di incidenti è praticamente ogni 5 minuti e quindi poi si dorme poco e poi si fa molta fatica perché poi io devo scendere su e giù per queste scale, quindi si bruciano molte calorie. Insomma, tutta una serie di situazioni estreme per cui stavo rischiando appunto di interrompere la mia manifestazione a causa di questo malore che stavo per svenire quasi 2 volte, e poi sono riuscito a risolvere per fortuna da solo, che avevo delle medicine, delle cose che mi ero portato dietro in previsione se mi fosse capitato, ed mi è capitato molto prima del previsto. E allora oggi ho deciso di microalimentarmi e di dare un po' di sostegno di far lavorare l'intestino. Marcello, tu devi stare in forma perché devi portare avanti la tua battaglia, perché qui le istituzioni sono sorde, dobbiamo aprirgli le orecchie. Adesso stanno succedendo delle cose abbastanza forti, non solo qua a Trieste. C'è stato un sequestro di uno stabilimento a Genova. E adesso questa cosa mi hanno detto, guarda, oggi mi hanno
mi hanno telefonato, mi hanno scritto anche che grazie alla mia manifestazione si stanno muovendo persone e avvocati anche da Bruxelles, perché questa cosa veramente cioè siamo andati oltre, qua stanno veramente massacrando le nostre imprese, poi alla fine massacreranno soltanto noi piccoli imprenditori, no? Cioè, che sia ben inteso, quelli grossi, quelli tutelati dalle multinazionali o quelli veramente grossi, quelli ne si salveranno tutti, distruggeranno le piccole e medie imprese, come abbiamo visto anche in altri settori, le falceranno completamente. Anche tu, perché tu, Marcello, io mi ricordo la chiacchierata che abbiamo fatto, tu non sei contrario alla rimessa a bando delle concessioni, però dici poniamo dei limiti, concorriamo ad armi pari, vediamo ogni caso è a sé, non si può prendere così una direttiva e recepirla, a parte che non è stata ancora recepita dall'Italia, perché è stata rimandata, c'è la proroga, adesso addirittura... adesso c'è un'estensione di 15 anni e anche lì però bisogna rivedere anche questa estensione, perché infatti sta creando, come abbiamo visto, sta creando dei problemi. C'è il ministro Calenda anche che adesso si sta occupando della mia vicenda personale. Adesso sono in contatto con il governo, con il ministro Di Maio e con... Oh, ce l'abbiamo fatta, Marcello, hai visto? L'abbiamo fatta. No, dico, io non canterei ancora Gloria, perché adesso di pur parlare ce ne sono stati tanti, adesso bisogna passare ai fatti. Allora io cantare Gloria adesso finché non vediamo fatti concreti. No, io cantavo Gloria perché adesso ti ascolteranno veramente con le orecchie bene attente. Ci saranno incontri importanti. Per mesi è passata sotto silenzio, la stampa ne ha parlato, ne abbiamo parlato noi Radio Cusano Campus, ho letto tanti articoli su di te, però non ho mai sentito un politico, un rappresentante delle istituzioni pronunciare una parola sul tuo caso e sulla Bolkestein. Sì, adesso dovranno, secondo me, adesso dovranno incominciare a parlare, perché adesso la cosa sta avendo una cassa di risonanza molto forte. È chiaro che tentavano di tenerla un certo tipo di stampa, un certo tipo di media, cercava di silenziare questo argomento perché era scottante. Per fortuna non la tua radio, non altri giornali che ne hanno parlato, ma i grossi media nicchiavano, adesso non potranno più nicchiare tanto. Anche perché tu, Marcello, dici ok, io ho perso tutto e ho perso non per mia volontà, perché io avevo un locale di successo, mi sono sempre rialzato con le mie gambe e non ho chiesto un euro al comune, che fa imbestialire. Allo Stato non ho chiesto un euro, ho fatto i debiti, l'ho ripagati, nel 2010 mi stavo rialzando, poi arriva la Bolkestein nel 2012 e le banche dicono io non so se ti verrà prorogata la concessione, io non ti posso dare il prestito, e quindi ecco che tu perdi tutto, e quindi non è stata la tua volontà. Poi ti viene promesso un locale dal sindaco di Trieste e poi si rimangia tutto. C'è stato il carico dal 90 di questo sindaco che era stato sollecitato dall'ex prefetto Anna Paola Porzio di Trieste, no? E dal governo centrale nella figura del sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Zoccano, e ha sollecitato a fare qualche cosa, perché in effetti documentazione alla mano si capisce che in effetti già dal 2010 con il recepimento di questa direttiva, in realtà gli strumenti giuridici nelle mani dei comuni, ovviamente anche quello di Trieste, c'era la possibilità comunque di superare la Bolkestein, cosa che peraltro altri comuni, altri sindaci hanno fatto e hanno messo a riparo queste piccole imprese come la mia. Il sindaco di Trieste non l'ha fatto, nonostante io chiedessi proprio a voce spiegata di trovare degli strumenti. Mi sembrava impossibile che
che la mia azienda, che conoscevano tutti a Trieste, era un'azienda conosciutissima, perché era un posto importante, era di altissima frequentazione, oltre che bello, poi un posto dedicato a Fellini, era intriso di poesia. E poi avevi cultura, riqualificato la zona, Marcello. Avevo riqualificato una zona che era completamente depressa, proprio non ci andava nessuno, ed è stata rivitalizzata completamente. Ma insomma è stato fatto tutto un lavoro bellissimo in quel posto, facendo molta attenzione a tante cose, si cercava di andare verso un discorso ecosostenibile a 100%, quella la direzione, no? Ma una direzione spontanea, sai, non dettata da leggi, semplicemente secondo me era così che si doveva andare. E poi interrotta appunto da questi, ma addirittura si scopre che il problema grosso non è stata la direttiva Bolkestein in sé, perché la direttiva Bolkestein poteva essere superata a livello nazionale, poiché i governi che si sono susseguiti potevano già andare a Bruxelles a ridiscutere la Bolkestein come hanno fatto altri paesi, no? Infatti, della comunità europea. Infatti, come sappiamo, gli altri paesi se la sono risolta subito, mettendo immediatamente a riparo le proprie imprese. E curiosamente, tra virgolette, sappiamo che in Italia quando arrivano cose di questo tipo poi diventano qualcos'altro e poi ci sono i furbi, no? Che ne approfittano. Infatti serviva proprio a far entrare nelle nostre coste italiane le banche, mafie, multinazionali, i soliti amici degli amici nostrani. Era questo che si doveva fare ed è quello che abbiamo visto accadere a Trieste. La mia impresa è stata messa in un bando di gara e guarda caso è finita nelle mani di uno che è praticamente una multinazionale, un imprenditore grosso che ha alle spalle una multinazionale. Ed sembrava un film, come dire, già visto, già un copione già preconfezionato. Beh, no? mica male è andato, si è trovato tra le mani un'azienda avviata, mica male, Un'azienda che aveva dimostrato di avere un potenziale in tutta crescente, in tutto crescere. Pensate che la mia impresa cresceva di ogni anno del 20% cresceva. Cioè, questo vi dà una dimensione, peccato, perché è rarissimo trovare imprese che oggi in Italia crescono del 20%. E che soprattutto investono nel nostro paese senza andare via, visto che noi qua, cosa succede in città, parliamo spesso di crisi del lavoro e di aziende anche grandi che delocalizzano. Invece bisogna valorizzare gli imprenditori che decidono di restare nel nostro paese contro ogni tipo di difficoltà. Tu perdi tutto, Marcello, però a un certo punto, forse anche capendo che si era sbagliato su qualcosa, le istituzioni dicono va bene, allora vediamo di dare a Marcello un altro locale e dare avvio ad un'altra voce della Luna e ripartire. Vai in giro con il sindaco di Trieste, trovate un locale, lo individuate, tu sei contento, sei galvanizzato, poi muore tutto, il sindaco sparisce e non solo sparisce ma nega anche i contatti con te. Sì, ma è assurdo, sì, li nega, poi li ammette. fa le cose più becere. Quest'uomo è riuscito a scendere a un livello proprio etico-morale sconcertante, perché prima nega, poi ammette che ci sono stati questi incontri. Perché li ammette? Deve ammetterli perché ci sono delle registrazioni. Io ho registrato tutti gli incontri, no, proprio perché non mi fidavo più di questi personaggi. Allora, e nelle registrazioni che io ho si sente chiaramente che lui si impegna a portarmi in giro a vedere queste location, che mi dice chiaramente: guarda, stai tranquillo che per noi, perché io non capivo con quali strumenti giuridici lui pensava, però essendo io non sono un tecnico della burocrazia, della macchina burocratica, però lui, essendo sindaco da tanti anni, probabilmente li sapeva. Però la frase che esce fuori chiara e netta: stai tranquillo perché noi ti daremo una mano e anche 3 mani, capisci a me?
Adesso tutto questo si sente, poi oltretutto si sente anche che lui dice chiaramente: guarda che domani io telefono al presidente della regione Fedriga, telefono al prefetto e telefono anche al sottosegretario Zogano e organizziamo subito un incontro tecnico in modo da trovare da concretizzare insomma queste cose, no? Da trovare una soluzione. Allora io ci credo, e attenzione, ripeto, tutto questo si sente chiaramente nelle registrazioni, per cui lui non può mentire, non può dire non è vero, no? E quindi però tutto questo non accade, poi trascorrono 10 mesi dove appunto il prefetto, il governo, la questura addirittura di Trieste, che era puntualmente informata dal sottoscritto, io informavo di tutti i miei incontri con questi personaggi, perché non mi fidavo, perché ormai ero scottato nel corso degli anni. Voi sapete, io ho incontrato tutti i ministri di tutti i governi passati, i quali appunto in questi incontri si impegnavano. Ingenuamente andavo senza le registrazioni, no? Perché sarebbe stato da registrarle, e mi fidavo, perché mi dicevano: sì, lei ha perfettamente ragione, adesso ci muoviamo, adesso prendiamo in mano la situazione e la risolviamo, e io ci credevo. E poi vedevo anche che perché le tue proteste hanno fatto scalpore, perché sei salito addirittura sul cupolone, hai eluso ogni tipo di controllo. Addirittura si era attivato il cardinal Comastri del Vaticano, e si era attivato persino lui in prima persona, e addirittura il ministro Ignudi si era impegnato con il cardinale, tutti che giuravano davanti a Dio, ai uomini, davanti alla stampa: sì, adesso ci muoviamo, Di Finizio ha ragione, è scandaloso quello che sta succedendo, quello che è successo a lui, quello che sta succedendo a migliaia di imprese come lui. Bene, tutto questo, come si spegnevano i riflettori, così andava nel dimenticatoio. Però tu sei temerario, non molli, sei salito su una Gru Ursus e stai portando avanti la tua battaglia. Vedi che qualcosa accadrà, non ti preoccupare, noi ti seguiamo. Tu aggiornaci, Marcello, mi raccomando, e seguiamo la tua vicenda e ti stiamo vicini. Marcello Di Finizio, buon pomeriggio. Un abbraccio a tutti, grazie, ciao.